Grandi feste in Istria per l'entrata della Croazia nell'area Schengen e nell'Eurozona. I russi a Belgrado, un'emigrazione di guerra che gonfia il mercato immobiliare serbo. Il problema grave dei cani randaggi a Chișinău, le associazioni moldave che lavorano per salvarli. Tirana nel 2022 è stata la capitale europea dei giovani, più di 1000 gli eventi culturali ed artistici. Il folk rock in Repubblica Ceca, una musica popolare che fa ballare e cantare boemi e moravi. La Croazia è entrata nell'area Schengen e nell'Eurozona. Il passaggio della frontiera è ora libero ai valichi terrestri con la Slovenia e l'Ungheria. A sud e ad est del paese rimangono invece i controlli lungo quelli che sono ora i nuovi confini esterni del sistema Schengen con la Serbia, la Bosnia ed Erzegovina ed il Montenegro. I controlli negli aeroporti saranno effettuati fino al 26 marzo. Nella notte di San Silvestro è stata particolarmente partecipata la festa al valico di Plovanija in Istria, sulla frontiera tra la Croazia e la Slovenia. Una festa di popolo quando alla mezzanotte la sbarra di confine è stata alzata per l'ultima volta. Fuochi d'artificio e la banda della comunità italiana di Buje che ha intonato l'inno alla gioia. Sono già più o meno 10 anni che aspettiamo di far parte della zona di Schengen, dal 2013 facciamo parte dell'Unione Europea ed ecco questo è un coronamento dell'integrazione europea della Croazia, di Buje e dell'Istria. Boris Miletić guida l'amministrazione regionale dell'Istria. Finalmente siamo riusciti a realizzare il sogno dell'Istria senza confini, una regione che supera 3 stati, l'Italia, la Slovenia e la Croazia. I nostri concittadini adesso potranno superare i confini senza perdere tempo e lo stesso vale per i turisti. Questo è un grande giorno per la nostra regione. L'abolizione dei controlli di confine è importante anche per la comunità italiana che vive in Slovenia ed in Croazia. Per gli italiani dell'Istria, ma per tutta la popolazione dell'Istria rappresenta una grande gioia. Finalmente ritorniamo a poter comunicare liberamente in questo territorio che è sempre stato unitario, una comunità nazionale unitaria rappresentata unitariamente dall'Unione Italiana. Una grande gioia dopo tanti anni di sofferenze, finalmente ritorniamo ad avere l'Istria unita nell'Europa unita. Passata l'euforia della festa, ad apprezzare da subito la nuova libertà lungo i confini sono stati i turisti e soprattutto i lavoratori transfrontalieri. Circa 10.000 persone che ogni giorno viaggiano dall'Istria croata per andare al lavoro in Slovenia o in Italia. Il lavoro frontaliero è un arricchimento per queste aree tra Italia, Slovenia e Croazia e tutto quello che va fatto nella direzione di semplificare la vita dei lavoratori frontalieri per noi è ben accetto. L'apertura delle frontiere darà una spinta positiva al turismo. Bellissimo! Era ora sì che sia un po' più di libertà. Sono venuto per fare le foto, speravo che ci fosse qualcuno qui per fare anche un timbro del primo giorno, però a quanto vedo non c'è nessuno, proprio non c'è nessuno. Pensavamo che fosse autostrada e non la dogana. Venga dai, il flusso turistico. Più incerto tra i cittadini croati il giudizio sull'introduzione nel paese dell'euro e la rinuncia alla valuta nazionale, la kuna. A Buje, in Istria, vive una consistente comunità italiana. Male. In Italia è andato tutto il doppio quella volta, se si ricorda. Dovevamo abituarsi a... No, a me non mi fa niente di strano perché già ero incamminata, perché lavoravo anche oltre e insomma, no, a me non mi fa nessun problema, ecco. È una cosa positiva, come no? Tra l'Italia e la Croazia e la Slovenia abbiamo un'unica moneta. Per l'individuo è sempre un male quando c'è un cambiamento. L'introduzione dell'euro sicuramente avrà impatto sia sul commercio che anche sul singolo individuo. Quindi mi chiedo che necessità c'è. Ben venga, per almeno non avremo problemi per il cambio. Il cambio, deciso dalle autorità monetarie europee, è stato fissato a 7,53 per un euro. Gli esercizi pubblici ed i negozi fino al 15 gennaio devono accettare anche i pagamenti in cune. Ai clienti il resto è dato in euro.
Le banche e gli uffici postali in Croazia per tutto il 2023 cambieranno le cune in euro, gratis, senza commissioni. Una piccola invasione che sta cambiando i connotati della città. Sono circa 110.000 i russi che hanno trovato riparo a Belgrado dall'inizio della guerra, ma il numero potrebbe crescere ancora nei prossimi mesi, nonostante la volontà della Duma di aumentare le tasse a quanti abbandonano il paese. A spingerli nella capitale serba la vicinanza culturale e linguistica, oltre a una diffusa simpatia nei loro confronti, anche se la maggioranza di chi è fuggito non condivide certo la politica di aggressione putiniana. Alexei Novica è uno di questi. È arrivato da San Pietroburgo a marzo con la sua compagna e ha rilevato un pub a pochi passi dal Parlamento. Del governo di Mosca parla senza peli sulla lingua. Quando è arrivato a Belgrado e perché? Cosa l'ha spinta a partire dalla Russia? Sono partito prima della mobilitazione generale, ma quel che stava accadendo in Russia era chiaro da tempo. Almeno da 8 anni si andava verso un regime autoritario che ha raggiunto il suo apice con la guerra. Per quanto mi riguarda, la situazione politica non era più sostenibile. Ma accanto ai russi, a Belgrado ha trovato ospitalità anche una colonia di 18.000 ucraini. Tra i due gruppi, nelle prime settimane della guerra, quando anche a Mosca vi erano proteste di piazza, esistevano contatti. L'evolversi del conflitto e l'efferatezza di massacri come quello di Bucha hanno però scavato anche tra gli esuli un muro di incomunicabilità. Questo è comprensibile. Anche se nessuno di noi approva le azioni del governo russo, è chiaro che quelle violenze hanno cambiato le nostre relazioni, allontanandoci. Ora ciascuno frequenta la propria comunità. Degli effetti della migrazione russa sulla struttura sociale della città ci parla Marko Aksentievich, un analista dell'Istituto di Politiche Urbane. Già con i primi arrivi i prezzi degli affitti sono circa raddoppiati, dopo la mobilitazione generale sono addirittura triplicati. Questo ha avuto come conseguenza che molte persone sono state costrette ad abbandonare le case, anche perché appena il 10% dei contratti è regolarmente registrato. Sono arrivati a marzo da San Pietroburgo anche Anya Gladisla e suo marito Gleb Pushev. Sono partiti lasciandosi tutta la vita alle spalle per un presente ancora carico di incertezze. In that moment we decided to leave Russia forever. Abbiamo deciso di lasciare la Russia per sempre. Per noi fuggire dal paese era divenuto un'urgenza. Abbiamo scelto Belgrado perché qui c'erano degli amici con i quali abbiamo proseguito le nostre attività contro la guerra. A gennaio verrà anche mia madre ed è possibile che anche lei si fermi qui. Anya ha lavorato per qualche tempo in un ristorante. Lui prosegue a Belgrado la sua vita d'artista. Pubblica le sue graphic novel su Instagram e grazie alla rete dei dissidenti ha anche realizzato una mostra. Non nasconde però le difficoltà della vita belgradese e anche le differenze che esistono all'interno della comunità russa. Non è facile trovare un nuovo inserimento e molti di quelli che sono arrivati qui negli ultimi mesi lo hanno fatto con motivazioni diverse dalle nostre. Noi eravamo dissidenti anche a San Pietroburgo. Molti degli ultimi arrivati sono invece partiti solo per fuggire alla chiamata alle armi. Chi certo non si lamenta dei cambiamenti in corso nella città sono gli agenti immobiliari, la cui clientela è costituita al 50% dai nuovi arrivati. In realtà quello a cui stiamo assistendo è una stabilizzazione dei prezzi. È vero che c'è stato un rialzo, ma oggi i valori sono più vicini a quelli reali di mercato e con il tempo la situazione si normalizzerà. Una tesi che non convince chi osserva le dinamiche sociali della capitale. Per chi abita nelle campagne della Serbia oggi è molto più difficile trovare una casa in città e questo riduce anche la mobilità sociale con gli impieghi più prestigiosi della capitale che restano appannaggio di chi può permettersi questi affitti. In ogni caso, l'afflusso di russi e ucraini proseguirà anche nei prossimi mesi. Secondo alcune stime, i numeri potrebbero addirittura raddoppiare. Un altro degli effetti di un conflitto che sta cambiando il volto dell'Europa.
La Moldavia ha un problema e questa volta non riguarda la Russia. Sono i cani randagi, interi branchi nel pieno centro della capitale. Nella sola Chișinău se ne contano oltre 20.000, un numero cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. Una situazione in molte aree del paese fuori controllo e sulla quale le autorità sembrano fare poco o nulla. In un sobborgo della città esiste uno dei canili privati gestiti da volontari. Oltre 700 cani raccolti dalla strada, una goccia nell'oceano. Questi, nonostante l'aspetto, sono gli unici luoghi sicuri in cui i cani sono sottratti alla morte, curati e nutriti. Galina Ciggheri è una volontaria. Questo è un problema che dovrebbe interessare il governo, la città, il comune. Se il governo si fosse preso carico dei cani randagi non saremmo a questo punto. Non ci sarebbe bisogno di questo canile, ma non si è fatto mai niente. Non è nemmeno in programma di risolvere il problema, non c'è mai stata la volontà. In città esiste un centro comunale per la sterilizzazione col nome inquietante di Necropolis, in cui, denunciano gli animalisti, i cani vengono uccisi a centinaia alla volta. Quelli che non vengono soppressi sono chiusi in gabbie strette fino a 4 per metro quadrato, dove si feriscono l'un l'altro. I cani stanno male. Da noi in Moldavia c'è molta crudeltà verso gli animali. Non c'è una cultura animalista. Quelli che non riusciamo a mettere al sicuro nei nostri canili vengono uccisi. Le persone li catturano e li ammazzano e così pensano di risolvere il problema. Oppure succede che vagano per le città, finiscono sotto le macchine, muoiono di freddo o di fame. Questi animali hanno un destino triste. La soluzione, secondo diverse associazioni animaliste, richiederebbe dai 3 ai 5 anni risorse economiche che le casse pubbliche di uno dei paesi più poveri d'Europa non si possono permettere. Igor Pinteo è un altro dei volontari. Il problema è enorme. Senza di noi questi e altre migliaia di cani sarebbero in giro per la città. Facciamo tutto questo con fondi di volontari, con i nostri soldi e con quelli che raccogliamo, ma facciamo fatica perché paghiamo le persone che se ne occupano, poi c'è il costo del cibo, ma soprattutto facciamo sterilizzare tutti i cani e né il comune né il governo ci danno alcun aiuto economico per questo. Veniamo noi stessi qui ogni tanto a portare da mangiare, avremo bisogno di più, di interventi periodici per la salute dei cani, avremo bisogno di strutture moderne che rendessero la vita dei nostri cani meno dura come nei paesi più civilizzati. Cani molto spesso pericolosi per la cittadinanza, fino a 90 al mese. Nella sola Chișinău le chiamate al 112 per morsi e attacchi. Recentemente una bambina di 10 anni è stata attaccata da un branco in un villaggio ed è rimasta gravemente ferita. Certamente questi cani in giro per le città sono un pericolo, anche per le persone. I branchi a volte possono essere aggressivi e anche per questo noi abbiamo messo in piedi questi canili. C'è una questione di sicurezza e c'è una questione di ordine e di pulizia delle città. La nostra capitale, il centro di Chișinău, non può essere invaso da branchi di cani randagi, non è una cosa che succede nei paesi civilizzati. Le autorità devono capirlo e devono capire che non si può risolvere questo problema uccidendo i cani. Orașul Chișinău, să zicem așa. Sono alcuni momenti dello spettacolo Suspended Movement realizzato dalla compagnia Albanian Dance Theatre. È uno dei circa 1000 eventi che hanno caratterizzato il 2022 nella città di Tirana, proclamata Capitale Europea dei Giovani dal Forum Europeo della Gioventù. Il titolo, fra le varie candidate, è assegnato sulla base dei progetti più innovativi con l'obiettivo di dare potere ai giovani, accrescere la loro partecipazione e portare un cambiamento nella loro città. La proclamazione ha fatto da volano per un gran numero di iniziative culturali, teatrali, sportive promosse da oltre 400 gruppi, non solo albanesi ma provenienti da tutta Europa.
Tirana è stata proclamata nel 2019 come capitale europea della gioventù. Per dire, in Italia Torino ha avuto questo titolo nel 2010 e per Tirana questo è stato molto significativo, ha dato nuovo slancio soprattutto dopo 2 terremoti e la pandemia ci voleva questo anno pieno di attività. La cosa importante è che si sono organizzate non soltanto attività per i giovani, ma con i giovani. I nostri giovani, sia organizzazioni giovanili ma anche singole persone, hanno potuto realizzare le loro idee. Cosa ha significato per l'Albania il riconoscimento di Tirana quale capitale europea della gioventù? Una grandissima opportunità per poter dimostrare non soltanto in Europa ma a tutto il mondo questa dimensione vibrante e dinamica dei giovani albanesi e di come anche dall'altro canto l'Albania abbraccia sempre l'ospitalità come uno dei elementi più caratteristici di tutto il popolo albanese. Il fatto che abbiamo ospitato in più di 1000 attività artisti da tutto il mondo, giovani da tutto il mondo, non soltanto nell'ambito della cultura. Quindi è un momento che è storico, penso, per l'Albania, che sta correndo in questa strada dell'integrazione europea per far vedere realmente la vera Albania, non con discorsi, diciamo, politici, ma proprio con gli occhi della gente comune che viene in Albania e percepisce cos'è l'Albania e cos'è questo paese che non solo vuole essere integrato, ma fa parte dell'Europa. E per questo 2023 Tirana cede il testimone alla città polacca di Lublino. Seguirà nel 2024 la città belga di Gand e nel 2025 l'Ucraina Leopoli. È la prima volta, sottolinea il Forum Europeo della Gioventù, che viene indicata come capitale una città di un paese in guerra. Nonostante le immani difficoltà, Leopoli ha presentato un piano dettagliato, pieno di progetti e di aspirazioni. La speranza di tutti è che nel 2025 i traumi della guerra siano ormai alle spalle. Testo di una ballata tradizionale, il fuoco della musica popolare, che si mischiano con la complessità di un'orchestra da camera e gli strumenti più moderni. Sono le canzoni dei Čekomor, gruppo icona del folk rock ceco. Una delle sue colonne, il cantante e violinista Karel Olas, è un buon esempio dei vari background dei membri della band. Diplomato in violino classico al Conservatorio di Brno, prima dei Čekomor ha suonato in diversi gruppi rock e punk. Čekomor je skupina, která vlastně dělá takový most mezi tou tradicí. I Čekomor nascono come un ponte che vuole unire la tradizione musicale al modo di vivere moderno. Usiamo infatti la batteria, la chitarra elettrica, ma anche strumenti tradizionali come il violino, in passato anche la cornamusa. Nell'Europa centro-orientale c'è un grande repertorio popolare che ci dispiaceva perdere. Nati nel 1988, fino al 2000 si chiamavano Società Musicale Indipendente Čekomorava. Hanno avuto negli anni diversi componenti. Si rifanno soprattutto alla musica boema, più legata ai ritmi dell'Europa occidentale, e a quella morava, che ha più influenze dell'est e del sud del continente e riflette una complessa storia di guerre e movimenti di popoli. Ještě k těm písničkám můžu říct, že oni ty písničky různě. Queste canzoni venivano tramandate oralmente, dunque cambiano da regione a regione. La stessa canzone ha delle caratteristiche in Moravia, altre in Boemia. Alcuni brani li troviamo anche in Polonia o Croazia. C'è un elemento slavo comune. Il gruppo si è esibito con successo in Europa, Nord America, Russia, Cina, Mongolia e Australia. Ha registrato più di 20 album per le principali etichette ceche e internazionali. I loro anni d'oro sono stati quelli intorno al 2000, in particolare con l'album Promieni del 2001, vincitore dell'Angel Award, principale premio musicale ceco. Nel 2018 sono di nuovo tornati in testa alle classifiche con il brano Monk. Podle mého je rocková a folková hudba u nás velmi populární, zejména il folk rock in Repubblica Ceca è molto ascoltato, in particolare il folk.
Questo ha origine nel periodo della normalizzazione, dopo l'invasione sovietica, perché era un genere che piaceva alle persone, in quanto di leggera critica al regime, e il regime in qualche modo lo tollerava. Pije pán i jeho družka, pije sluha, pije služka. I Čekomor sono un gruppo ascoltato da tutti i membri delle famiglie ceche. Mettono d'accordo i padri con i figli e persino con i nonni. Il loro successo testimonia il risveglio del folk rock, tornato popolare anche tra i giovani artisti del paese. Možná, že se to tolik neděje, což je škoda, protože si myslím, že tady jsou snahy zpívat anglicky a dobývat svět s angloamerickou hudbou. Si sta però diffondendo la tendenza a scrivere in inglese e andare in competizione con gruppi stranieri. Credo invece che la musica tradizionale della Repubblica Ceca possa avere successo anche fuori dai nostri confini. Ať jsme chudí, všichni lidi, a my od nich zle jsme dřeni, ať jsou proto zatraceni. A my od nich zle jsme dřeni, ať jsou proto zatraceni.